Sono qua. Mi scusi, stavo curando i miei fiori. Ho bisogno proprio di lei, signor Gigli. Devo scrivere un articolo sulla Liguria di oggi. Non è poi difficile parlare della Liguria in mezzo ai fiori. Sono così belli i fiori di questa terra che piacciono anche quelli che non hanno profumo. Le mimose, per esempio. Forse il fiore più sensibile. Vive appena 24 ore. Queste ragazze della Riviera devono coglierlo a tempo di record perché non appassisca prima di arrivare a destinazione. I fiori sono le cose più delicate e gentili di questo mondo. Delicati specialmente i fiori di serra, che nella Riviera Ligure hanno i cultori più sapienti e famosi. Tutte queste cure vengono dedicate alle azalee, fiore di primavera, ma in Liguria sboccia in qualsiasi stagione e viene spedito in ogni parte d'Europa. Sa come si stabilisce il valore delle azalee? Misurando il diametro dell'aureola fiorita. Col suo delicato carico di profumi, il Corriere dei Fiori percorre più volte al giorno la strada che allaccia tutta la Liguria. Passa in questo momento per Savona, lasciando per un istante il suo effluvio nell'aria satura di polvere e di carbone. Il carbone viene trasportato verso la stazione di San Giuseppe, a 500 metri d'altezza. Lì i treni lo attendono per convogliarlo poi verso le strade più diverse. Già che si parla di strade, diamo un'occhiata ai lavori della camionabile Genova-Savona. Parecchi ponti e terrapieni sono già costruiti, tanti ponti di più e tante imprecazioni di meno da parte degli automobilisti costretti finora a sostare ai numerosi passaggi a livello. A sollevare lo sguardo, ecco le colline inargentate di ulivi. Fra Sanremo e Imperia Oneglia tutta la zona presenta questo aspetto nella stagione della raccolta, che dà inizio ad una specie di sagra dell'olio. Nonnetta, un raccolto felice. E dopo, ecco i frantoiani che se la vedono coi mediatori. Un sorso basta a classificare il grado di acidità dell'olio grezzo e a determinare così la qualità e il prezzo. Prego, a lei. Un sorso? Buono? Cattivo? Ah, no. Certo l'assaggio del vino è più piacevole. D'altronde, meglio olio d'oliva che olio purgativo. Olio grezzo questo, ma eccolo subito raffinato al carico degli automezzi, a bidoni, a cassette piene di bottiglie, che verranno distribuite in tutta la penisola per condire insalata verde, broccoli e broccoletti. Vi bastano questi serbatoi? Ecco i treni cisterna che partono direttamente dalle raffinerie. Una parte andrà verso l'entroterra e l'altra parte prenderà le vie del mare, anzi di oltremare. Dietro la piccola fioraia di Recco, pochi anni fa non c'erano che macerie. Ora il monumentale viadotto sembra collegare un complesso di costruzioni d'ogni genere, la chiesa, case di abitazione e perfino la banca. La cittadina è completamente risorta da zero. A Camogli, culla delle tradizioni marinare della Liguria, gli allievi dell'istituto nautico si esercitano alle prove coi goniometri, i sestanti, le bussole. La Liguria ha poca terra e molto mare. Questi ragazzi cominciano la loro carriera di marinai sotto il patrocinio ideale e nel rispetto dei navigatori anziani, dei vecchi lupi di mare, eccoli qua, che ora hanno dato pace alla loro vecchiaia nella casa di riposo di Camogli. Qualcuno si accontenta di navi in miniatura. Il carpentiere costruisce una imbarcazione nel piccolo cantiere di Recco. Ma oggi è giornata di varo, sia pure a scartamento ridotto. Ultimi ritocchi al nome della barca.
Ciao Gigia. Ma è giornata di varo anche a Conigliano, naturalmente su scala un po' più vasta. Sono tutti felici, il cantiere è in festa. La grossa motocisterna stazza 27.000 tonnellate, eppure lo scoppio battesimale di una piccola bottiglia di spumante sembra sufficiente a spingerla in mare. Ora rimane da finire l'altra, la gemella. Ecco che il cantiere ha subito ripreso il lavoro. Attorno alla grande nave, i piccoli uomini sono tornati tutti al loro posto. Questa è la nave finita, pronta per la navigazione. Anzi, è una modernissima turbonave, 30.000 tonnellate di stazza, 27 nodi all'ora, un vanto della nostra industria navale, un vanto che si chiama Andrea Doria. Oggi esce sul Golfo per le ultime prove di macchina, prima della consegna ufficiale del cantiere alla società armatrice. Anche i cuochi prendono confidenza con i fornelli. Questo è il radar, occhio infallibile della nave. Poi le prove degli strumenti di salvataggio, il lanciarazzi, la pistola lanciasagola, un ghirigoro, come la firma che suggella la consegna. È una solennità che va celebrata con un brindisi. Dal mare Genova si mostra così. La sua centrale termica è una realizzazione recentissima. A breve distanza ci sono le autocisterne che fanno il carico di benzina. Salutano i dock petroli e via sulla camionabile della Riviera, quante ne incontriamo percorrendola in automobile. È di qualche mese soltanto l'adozione di questo diavoletto meccanico per il rapido spostamento delle merci e il loro trasloco nei magazzini e sui mezzi di trasporto. Sui moli e le calate del porto è un continuo caricare e scaricare, merci d'ogni genere, provenienza e destinazione, scambi concreti fra i popoli del mondo libero. In questi anni il traffico del porto di Genova si aggira intorno ad una media annuale di oltre 8 milioni di tonnellate di merci sbarcate e imbarcate, come nelle annate migliori del periodo prebellico. I cosiddetti muli del porto rimorchiano verso l'uscita una nave da carico. Partenze ve ne sono circa 6.000 ogni anno e altrettanti arrivi. L'imponente movimento del porto di Genova non ha bisogno di essere illustrato con cifre. Il suo solo aspetto fa capire che tutta la Liguria lavora sodo e il faro è come una luce di speranza per tutta l'Italia.